Sindaco, ieri un incontro con il capo della protezione civile, quali sono state effettivamente le decisioni prese? So che avete fatto anche un sopralluogo a Porto Empedocle al vecchio dissalatore. Sì, ieri è stata una riunione molto proficua, massima disponibilità da parte della Regione e quindi del direttore Cocina e massima disposizione anche dal punto di vista economico. Noi abbiamo fatto conoscere il lavoro che abbiamo intrapreso fino ad adesso, le nostre risorse idriche, i pozzi esistenti ad Agrigento, alcuni di questi dal 1970 già censiti da Genio Civile, si sta andando avanti e si sta cercando di combattere la crisi idrica. Sindaco, oggi una riunione operativa qui al parco con la Fondazione per decidere la destinazione di questi 4 milioni di euro alla presenza del Presidente della Fondazione, di Albergoni, di tutto lo staff? Sì, stiamo iniziando a lavorare, sono delle riunioni operative, proprio la cabina di regia regionale, di cui ne faccio parte, è dato mandato la soluzione proprio a noi, poi ai nostri burocrati, ai nostri dirigenti, come poter operare per il meglio e come poter eseguire il trasferimento delle somme tra i vari enti. Si va avanti, si lavora incessantemente e spero tutto possa risolversi in brevissimo tempo. Una battuta sul concerto del Volo, tra 1000 critiche ma anche 1000 consensi per ciò che è stata l'esibizione? Ma le 1000 critiche io non le capisco e non le conosco, è stata un'esibizione meravigliosa, tutto il mondo conoscerà Agrigento, peraltro l'importo impegnato era quello che rientrava nei 4 milioni, cioè della promozione di Agrigento, tant'è che non è stato un concerto vero e proprio, ma è stata la registrazione di un concerto, c'erano le pause, si riprendeva da capo, come si fa sempre così, come i registi di grandi gruppi televisivi fanno, lo si è fatto spesso nell'arena di Verona e quindi adesso lo si è fatto a Agrigento. Peraltro devo dire una cosa, che a detta del regista stesso e anche dei ragazzi del Volo, uno scenario e una registrazione concerto come quella qui fatta a Agrigento loro non l'avevano mai fatta, quindi un atto promozionale per il nostro territorio, penso unico, e sono estremamente soddisfatto. Quando è che presenterete ufficialmente alla città i progetti finanziati, ciò che sarà, diciamo, l'intero Canovaccio di 2025? Ma a brevissimo, io penso anche addirittura entro settembre.